lavorando i formaggi a pasta filata da tantissimi anni ci siamo specializzati nella realizzazione degli ainuzzi, una tradizione antichissima che vanta Cammarata. Gli ainuzzi sono dei formaggi a pasta filata, proprio rappresentano degli animaletti. Normalmente si fanno tutti i periodi dell'anno per ricorrenze specifiche, come per esempio venivano fatte per il Corpus Domini, quindi si addobbavano i santi nella processione e poi si distribuivano ai poverelli. Questa antichissima tradizione noi la stiamo portando avanti perché mia madre negli anni 60 ha imparato da una sua zia e quindi ha trasmesso questa cultura a me e io la sto portando avanti, quindi realizziamo questi ainuzzi con il formaggio di pasta filata. Gli ainuzzi sono realizzati a mano libera e quindi è molto importante che l'impasto, quindi la pasta filata, deve essere veramente pronta, deve essere lavorata con l'acqua bollente e quindi deve essere morbidissima per essere lavorata con molta facilità e quindi nello stesso tempo è la maestria che ci porta a dare la forma a questi piccoli animaletti. Siamo a Cammarata, provincia di Agrigento, un paesino ai piedi del Monte Cammarata e nello specifico nella fattoria Giambrone, un'azienda nata negli anni 50 ad opera di Giambrone Salvatore, quindi mio padre, e Giracello Vincenza, mia madre. Da sempre ci siamo occupati di allevamento di mucche da latte e la relativa lavorazione del latte, quindi facendo formaggi a pasta filata.